A causa del maltempo, il governo Musumeci delibera lo stato di emergenza per diversi comuni siciliani, tra cui quelli della provincia di Agrigento. La nuova e violenta ondata di maltempo con trombe d'aria che si è abbattuta tra l'8 e il 17 novembre sulla Sicilia ha determinato ulteriori notevoli danni al patrimonio pubblico e privato delle province siciliane, con l'interruzione di viabilità, pubblici servizi, allagamenti, cedimenti di opere di protezione, di moli e porti, isolamento di frazioni, evacuazioni di numerose famiglie. Una situazione grave per la quale il governo Musumeci ha esteso a numerosi comuni lo stato di crisi ed emergenza regionale, richiedendo lo stato di calamità nazionale già deliberati lo scorso 27 ottobre. In base alla relazione della Protezione Civile regionale guidata da Salvo Cocina, sono interessati alle dichiarazioni dello stato di emergenza per i danni causati dagli eventi meteorologici tra l'8 e il 17 novembre diversi comuni della Sicilia, quelli in provincia di Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Buggio, Camastra, Cammarata, Canicattì, Cattolica Eraclea, Cianciana, Grotte, Licata, Menfi, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santo Stefano Quisquina, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicola, oltre che ovviamente il capoluogo Agrigento. Relativamente al passaggio del ciclone Apollo 28, continua la nota stampa della Presidenza della Regione, tra il 28 e il 31 ottobre sono stati invece inseriti nell'estensione dello stato di emergenza anche Castel di Utica, Giarre, Mascali, Mirabella e Imbarcali nel Catanese e diversi altri comuni in provincia di Enna e di Trapani. La stima dei danni ovviamente è ancora in corso, ma relativamente a tutti gli eventi dei mesi di ottobre e novembre, l'importo complessivo necessario per gli interventi urgenti è stato quantificato dalla Protezione Civile della Regione in circa 20 milioni di euro, quelli per gli interventi strutturali di riduzione del rischio in ben 250 milioni di euro.